Quando un napoletano sembra desiderare la morte altrui, si usa dire ma pare proprio che stai tirando i piedi. Ma qual è la connessione fra tirare i piedi e desiderare velocizzare il processo della morte? Lo vediamo insieme. La locuzione "o stai tirando i piedi" viene fuori dalla pratica dell'impiccagione. Sì, quando a Piazza Mercato c'era la forca e c'era anche la ghigliottina, ma la ghigliottina però era un privilegio riservato ai nobili e agli aristocratici, perché lì la morte sopraggiungeva immediata, insomma ti tagliavano a capo. Per la forca invece purtroppo i rantoli erano lunghi, molto spesso l'impiccato rantolava per diversi secondi e si dimenava anche a volte per minuti. Allora in questi casi era necessario che il tirapiedi. Chi era il tirapiedi? Il ragazzo del boia, il quale s'appendeva ai piedi dell'impiccato per velocizzare, per accelerare il processo della morte. La connessione semantica è evidente. Quando stai tirando i piedi a qualcuno, desideri velocizzare la sua morte. Qui al Museo delle Torture di Napoli certamente non mancano i chiappe in pis, ovvero il nodo della forca. In generale un chiappe in pis in napoletano è quel delinquente che meriterebbe di essere impiccato, insomma in italiano sarebbe un pendaglio da forca. 39 nella smorfia napoletana Funangan, e quando qualcuno fa qualcosa contro voglia, pare che sta facendo questa cosa con una Funangan. A proposito però di impiccagioni e di morti in bis, c'è un detto napoletano che riguarda Gioacchino Murat, che è straordinario. Quando qualcuno cade vittima dei propri stessi regolamenti, a Napoli usiamo dire Giacchino mettetta legge e Giacchino muretto in bis. In realtà il riferimento è a Gioacchino Murat, che nel 1816 fu catturato a Pizzo Calabro e fu condannato a morte in applicazione di una legge sull'altro tradimento che lui stesso aveva introdotto, quindi cadde vittima del suo regolamento. Ed ecco perché oggi diciamo Giacchino mettetta legge e Giacchino muretto in bis. Lui però, come sapete, non muore in bis, ma muore fucilato, e al portone d'esecuzione vuole dare l'ordine per essere sparato in petto e salvare la sua bellissima faccia. Sovema fasse mi mon cœur, feu. Salvate la mia faccia, mirate al mio cuore, fuoco. E in questa posizione viene ritratto come settimo re della facciata del Palazzo Reale. Ma quindi non gli avere niente che la storia, che i quattro re, dice quella barzelletta, per cui Carlo V direbbe chi ha fatto pipì in terra? Carlo di Borbone, guarda, dici non so stato. Giacchino Murat direbbe so statia. E l'ultimo re di Napoli, Vittorio Emanuele, con la spada sguainata direbbe ah sì, sei stato tu, e allora tagliamogli gli attributi. No, lui non dice so statie, dice sparatemi un bietto.